Buongiorno, siamo con Marcella Bonus, psicologa dello sport che è anche componente della appena costituita Consulta per la psicologia nello sport, un organismo nuovo che vuole proprio favorire l'ingresso di questi psicologi nel mondo sportivo. Adesso è un po' una tendenza all'indomani delle Olimpiadi, ma quali sono i vantaggi di avere uno psicologo dello sport e una consulta che favorisca questo intervento? Allora, la consulta veneta dedicata alla psicologia dello sport nasce in un momento importante, a ridosso delle Olimpiadi. E l'obiettivo è proprio quello di favorire la nascita di sinergie e di collaborazioni tra gli esperti in psicologia dello sport e tra gli esperti e le varie federazioni, i CONI, ma anche il territorio, perché come psicologi dello sport non ci occupiamo solo di alta prestazione, che è quella che poi magari noi vediamo e leggiamo sui giornali, ma ci occupiamo di sport, gioco, attività motoria nelle varie fasi di vita, quindi a 360 gradi. Lei, tra l'altro, nel team è proprio la psicologa di alcuni atleti olimpici, una pattuglia di 11, credo, atleti olimpici. Sì, diciamo che ho seguito parecchi atleti. Noi come psicologi dello sport inevitabilmente abbiamo l'obbligo, ma anche in qualche modo anche il piacere, insomma, di tutelare la privacy dei nostri atleti. Che cosa è stato secondo lei importante, in particolare in queste Olimpiadi? Beh, io ho dichiarato che sono state un po' le Olimpiadi delle emozioni, perché forse per la prima volta è emerso quanto il fattore emotivo, ma che poi non è solo emotivo, che è più psicologico a 360 gradi, quindi parliamo di abilità mentali, hanno supportato gli atleti sicuramente in un momento importante. Quali sono gli scogli più importanti da superare per un atleta normalmente? Beh, allora innanzitutto la pressione che si ha, entrando al villaggio olimpico, inevitabilmente la pressione salita. Alla preparazione della mente intanto è una condivisione insieme al team dell'atleta o della squadra su quelli che sono i punti di forza dell'atleta, su quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le aree da migliorare e si va a individuare quella che è la zona di funzionamento ottimale dell'atleta, cioè ogni atleta vive la prestazione sportiva in modo positivo quando prova, sente, pensa determinate cose. E quindi è una collaborazione fondamentalmente con lo staff per cercare di allenare l'atleta a ripetere in situazioni inevitabilmente di alta intensità emozionale quel gesto motorio, quella routine che si è allenata ripetutamente e in modo costante e sistematico durante il corso della preparazione.